Nel castello del Buon Consiglio a Trento, più precisamente nella Torre dell'Aquila, Venceslao Maestro dipinse alla fine del XIV secolo il ciclo dei mesi nel miglior stile gotico internazionale. Borso d'Este, duca di Ferrara, nel 1450, in Palazzo Schifanoia, fece affrescare per sua imperitura gloria il Salone dei Mesi da Francesco del Cossa ed Ercole de Roberti, eccellenze della scuola ferrarese. Il ciclo è analogo. Esempi di decorazione profana rinascimentale. Sopravvissuti alle ingiurie del tempo sono i mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, nonché frammenti di luglio ed agosto. Iniziamo con gennaio a Trento. Fu il principe vescovo a decidere il contenuto iconografico, un intreccio di bucolico e cavalleresco, ispirato alle tre riche du duc di Berry. La testimonianza che sotto il suo governo, Giorgio di Liechtenstein, la vita era rigogliosa e serena. Guardiamo. Il sole è nuovo e basso, ma la gioia coinvolge il villaggio. Calato il ponte, senza timore, i cacciatori escono con i cani fiutatori di tane, mentre principe, dame e cavalieri si affrontano a palle di neve. Una ne ha una scorta in grembo, con gesto elegante sta per lanciare. Il sole scalda, da consentire scollature generose. Se il manto verde di lei ben si conforma al movimento con un garbato lasso sotto il gomito, teatrale è quello rosso. Nel cortile del castello le piante, non larici o pini, ma alberi a foglia larga, si aprono quasi fosse primavera. Sulla sinistra due figure si accostano, ignude. Colori stupefacenti delle case, dei tetti, di un rosé prodigioso, marmo veronese, non trentino. È il monte a Forcella sotto cui, con sorprendente realismo, un fitto bosco di pini ha protetto la terra dalla neve. Dicembre deve essere stato gelido. Un torrente nero trascina a valle un tronco rinsecchito. La prospettiva è buona, nonostante il ponte gettato a francobollo. Febbraio, mese della purificazione, accende gli animi per conquistare l'ammirazione femminile, predisponendo i cuori ad una felice primavera. Cavalli baldanzosi, incrocio d'aste, dame acconciate a festa. Due ragazzi raccolgono gli scarti delle lance rotte e sotto un canuto fabbro batte nuovi ferri. Aprile, il tempo di Marte, dio della guerra. Nel villaggio felice un tripudio di operosità. Si ara, serchia, semina, francamente fuori tempo. Invece le piantine che le dame interrano daranno il frutto sperato. Gli armenti escono, la pace regna tra agnello e cinghiale ed un viandante vien scendendo. A Ferrara il ciclo si sviluppa su 3 fasce. La più alta esalta la divinità preposta al mese. Quella intermedia
rappresenta il segno zodiacale, l'ultima mostra Borso d'Este nelle sue funzioni amministrative. Dunque, Minerva appare su un trono trainato da 2 destrieri. 4 putti agli angoli del carro la proteggono. Essendo un simbolo, nessuno la vede. Le donne tessono ai telai, tagliano, cuciono. Dall'altra parte dello stretto sterrato, uomini di cultura leggono, discettano. Attorno è tutto un verdeggiare. Francesco del Cossa riesce a stupirci. Il carro è rivestito di teli neri, dai bordi bianchi. Muovendosi, le fasce fremono ed una, colpita dallo zoccolo, lascia intravedere la ruota di legno. Le acconciature sono un campionario, a treccia, a reticella, alte sulla fronte. Quella che fa capolino nel telaio, i capelli li porta alla romana. Prevale lo chignon, assente il velo, e le trecce cadenti. Donne e uomini, son tutti giovani. La primavera è la loro stagione. Il segno è l'Ariete, sotto cui il sole rinasce. Marzo è il mese della transizione, dalla lunga gestazione allo sbocciare della vita. Persefone torna sulla terra, di rosso vestita, colore della passione, ed il dio Caprino incarna lo slancio primordiale che nessun pastore può trattenere. I romani iniziavano i baccanali, feste della fertilità. Ce lo ricorda l'elegante giovane a destra. Scendiamo. La scena è così zeppa che finiremmo per inciampare nel descriverla. Seguiamo Bosco. In alto, oltre la vigna, in tardiva potatura, accompagnato dalla corte, sta per scendere in città. È quello in testa al gruppo, cappello a tamburo, più alto degli altri. Lo vediamo passare sotto l'arco, scenderà da cavallo per entrare nel palazzo di giustizia. C'è gente che attende, persino una madre a capo scoperto, con un piccolo che mangia una piadina. Esaurito il dovere, torna al piacere della caccia, o vorrebbe, perché impedito da un cavallo imbizzarrito che intralcia la via. Nell'attesa il cane guata l'anatra. Il pittore è riuscito a creare ben 4 sfondi. Il primo nel palazzo, gli altri oltre gli archi e infine lassù in collina. Un po' troppo rialzata è l'elevazione del giovane sotto la Pompeiana. Gli altri sono credibili. Oltre l'arco che il levriero cerca di superare d'un balzo, un paesaggio agreste ci attira, lontano dalla folla. Tutti i cavalli hanno la coda mozzata, tra i più quello del duca. Temiamo che Francesco, con il puledro che ci porge le terga, non abbia saputo dove ficcare realisticamente la testa. Indiscutibilmente grande è l'artista nel cavallo bizzoso. Ha fatto perdere le staffe all'incauto cavaliere. Ma che ci fa una scimmietta abbracciata alle gambe di un paggio? Una nota di colore, però stonata. Restiamo nel palazzo per vedere Aprile. Candidi cigni trascinano il carro di Venere su un ramo del fiume Po. Marte è incatenato ai suoi piedi e supplica Eros di annientare l'amor o d'essere amato se il desiderio accende. Re Carlo
a compimento, frase traslata dagli epigrammi palatini. Lei, assistita da 2 tortore, deve decidere quale compagno scegliere. Marilyn, Venere di Hollywood, non avrebbe avuto dubbi. Il diamante è il miglior amico delle donne. Se Venere può scegliere, chi sarà scelta tra le 3 grazie in posa sulla collina? Un giovane l'ha fatto, baciando la bella sotto lo sguardo delle musicanti. Altre coppie scrutano, lui accenna ad un abbraccio, certo sarà gradito. A destra l'incertezza tra le 2 sorelle sarà fatale al bell'imbusto. Sull'altra sponda si replica ed i conigli dalla sessualità incontenibile in ogni dove suggeriscono che il mese è quello propizio. Un vento alto raffresca i corpi e tra i cespugli sbocciano fiori. Delizioso è l'abito bianco e meticoloso il disegno del liuto, strumento che accompagna questa visione. Bizzarre sono le rocce a cuspide che inquadrano l'ingresso della dea, mentre il movimento dell'acqua innanzi ai cini è espediente bizantineggiante. Esauriti i baccanali e in Grecia le dionisiache, si celebra la risurrezione ed il simbolo orfico è l'uovo che nel mito indiano, schiudendosi, rivela Brahma. Tra le divinità pagane italiche, Floralia era tutrice delle buone fioriture. La vediamo rosso vestita, con un prosperoso marmocchio alato, al centro il toro, sotto cui un sole cresce in splendore. Sopra questo un soggetto a calzare in cuoio e il turbante svolazzante, forse è il vento che in alto stratifica le nuvole. A destra un cacciatore espone la preda, un serpente drago. Sotto gli occhi vigili dei cavalieri, incuriositi dalle dame, si corre a piedi, senza pudore, a cavallo senza sella ed a biglia sciolta. Un pellicano nero, specie sconosciuta, ghermisce o è attescato da qualcosa. Sotto questo incomprensibile dramma, la quiete regna, il duca comanda. Il sorriso si diffonde, contagioso come uno sbadiglio. Ci piace lo sfondo umbro, il destriero grigio e malinconico e il paggio seduto con le estremità nell'acqua che carezza una gazza. Il tempo fugge come un ladro e siamo a maggio ed Apollo arriva. Il carro stavolta è trainato da 4 cavalli di colore diverso. Sono le stagioni. A guidarlo è l'aurora. Lo accompagnano le 9 muse presso una fonte mentre putti s'adunano festanti. Chissà, futuri Bacco? Sparvieri osservano letterati e poeti, futura pietanza. Apollo esibisce l'arco e freccia di Cupido, ignora che è già passato ed un piatto vuoto, irraggiante, ignora che è già passato ed il piatto è vuoto. Sotto di lui gemelli cercano di trattenere il sole, allungando la primavera. Maggio, dalla divinità romana Maia, ossia Madre Terra, porta feste, danze, buoni raccolti. Il Calen di Maggio, ossia Cantar Maggio, è tradizione antica, con strofe benauguranti che commuovono gli astanti in mutande e scarpette gialle. Il suonator cortese le ha rosse. A sinistra è per noi San Michele benedicente, in questo mese festeggiato. A destra un cacciatore cui Apollo ha donato l'arme.
La fascia con il duca è un intonaco bianco. Torniamo a Trento. Siamo in maggio. Si banchetta all'aperto. Nel giardino del piacere si corteggia. Qualcuno è già incoronato. Nel folto della boscaglia qualcosa succede. Non disturbiamo. Il sole elargisce generosamente, infiammando l'ardore e il villaggio. Solo la chiesa, irreprensibile, conserva dignità. Il ponte elevatoio è uno scivolo, ma per fortuna il torrente è asciutto. A giugno gli armenti salgono a pascoli alti nelle malghe e il latte caglia, cani fiutano le quaglie oltre la siepe ed al suono di trombette e tromboni si passeggia mestamente, poiché la primavera è in agonia. Luglio. La luna piena apparirà in notti magiche, favorendo l'amore e il parto. È il mese del taglio del fieno, con lame affilate della sua raccolta. Le stalle in inverno saranno piene. Sciolte le nevi, il fiume scorre, riempendo l'alveo. I serramenti sono da cambiare e nuove promesse riscaldano gli amanti, cromatismi da tavola impazzita. Dal blu di Prussia calano in valle palate di gelato alla fragola, melone, panna e limone. Il bianco scende sinuosamente ad incontrare l'ardito rosso, ammirevole. Agosto è tempo di raccolto, il frumento nel granaio, le stoppe nella stalla e il conte vescovo controlla l'orto. Alcune note divertenti. In alto è tale lo sforzo che al contadino scendono le braghe. Sotto di lui un elegante fanciullo abbraccia una fascina. Un canonico esce a prendere il sole, mentre il fieno viene gettato al coperto col forcone. Settembre. Nel calendario romano occupava il 7° posto, septem. Gregorio Magno l'ha spostato a fine estate. Malinconico annuncio della 3ª stagione. Il tempo mite favorisce l'andare al passo. La dama in verde monta da signora, altri cacciano sapendo che per loro qualcuno fatica duramente. Il cielo si fa buio. È ottobre, il mese di Pomona, dea dei frutti e dell'incontro tra vivi e morti. Proserpina s'accinge a tornare da Vulcano, suo sposo. Il lavoro coinvolge tutti, si raccoglie l'uva. Spremuta l'ambrosia che avvicina l'uomo a Giove. Bacco è il tramite. Ancora una volta il bianco si svolge in una S rovescia, quasi una firma del pittore. A Ferrara, Ercole de Robertis folleggia in settembre. Osserviamo la scena culminante. Deposte le armi maschili e femminili, i due si affrontano sotto le lenzuola in un paesaggio allucinante. Siamo dentro qualcosa che rappresenta uno spaccato o all'aperto tra rovine d'uno splendido passato. Sopra una cava il monte a panettone si replica, finendo in sospensione. Un trampolino sulla città, con guglie e torri ed arco d'ingresso romano. Che il terreno sia infertile lo provano gli alberi rinsecchiti. Siamo solo a settembre e la coppia che si ritrova ci piace credere sia Vulcano e Proserpina. Sarà un lungo, lieto letargo se lo consentirà il lenzuolo dalle pieghe taglienti. Lui ha la fronte
fasciata da tennista e bacia con occhio polifemico. Di lei sappiamo quel che dice il vestito, meticolosa, accurata, alta e snella dal seno di fanciulla. Prima di lui si è spogliata, la punta della spada poggia sulla veste. Il rigonfiamento del lenzuolo ad altezza dell'anca segnala una prosperità che l'abito nasconde. Uno squarcio sul pontile non è una finestra, bensì una frattura della roccia. Siamo al centro della terra, sulla cui superficie putti danzano ed in cielo si gioisce e Zeus approva. È autunno, la terra si rinnova. A Trento è novembre. I lupi scenderanno a cercar cibo. Si riparano i maiali nella porcillaia e si fa scorta di carne con la caccia. L'orso ha grasso in abbondanza e la pelle è un ottimo riparo. In cinque gli han teso la trappola. La prima neve. Il fuoco brucia in fretta la legna. Il cielo è nero. Il buio non arresta l'attività dell'uomo ed una ruota di mulino ci rammenta la ciclicità dell'essere. È tempo di riposare.